le problematiche inerenti allo sport in generale per la città di Cagliari e più in particolare per la Rarinantes sono abbastanza note e si possono ricondurre essenzialmente all'attenzione che le istituzioni cittadine hanno verso chi svolge sport senza scopo di lucro, chi svolge sport dilettantistico giovanile. Questo tipo di attenzione ovviamente è per noi sempre poca, ci sentiamo sempre un po' abbandonati, però questo forse è il momento per porre con chiarezza quali sono le nostre esigenze e vedere se chi diventerà il sindaco della nostra città e quindi anche il padrone di casa della Rarinantes, visto che la Rarinantes è di proprietà del comune, potrà porre rimedio a queste problematiche. Essenzialmente il problema della concessione, ovvero sia della possibilità per noi di avere un arco temporale congruo per poter effettuare degli investimenti, il problema del contributo che il Comune può dare a livello di garanzie fiduciarie per poter accedere a finanziamenti e il problema della sistemazione del fronte mare e di come il sindaco vede lo sviluppo di questa nostra zona, queste sono secondo me le questioni più rilevanti. Naturalmente poi dopo l'intervento del candidato sindaco saremo liberi di porre qualche domanda a Massimo. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio ovviamente Marco Isola e nel ringraziare Marco ringrazio tutti voi soci della Rarinantes e Mario che è stato il promotore, comunque colui che organizzativamente ha fatto incontrare me e voi. Io dirò poche cose, cerco di stare nei 10 minuti in modo tale poi che ci sia un po' di dibattito, di confronto tra noi. Più in generale il tema del ruolo del Comune in relazione con la società più generale cagliaritana, così come essa è, cioè nelle sue articolazioni dell'università, delle scuole, delle realtà dell'impresa e delle realtà associative e delle società sportive, è il tema di come una programmazione più in generale dell'amministrazione comunale viene incontro alle esigenze degli attori, di coloro che vivono quotidianamente la città e partecipano e stimolano in tanti modi la vita cittadina. Sul tema dello sport, io ricordo che non esiste una relazione continua, sistematica nel corso degli anni tra le società sportive e il Comune di Cagliari. Qualche volta l'amministrazione, questo è un limite, ha la pretesa di impostare non una politica più generale dal punto di vista dello sport, ma di indicare quale deve essere lo sport, come deve essere praticato, senza coinvolgere coloro che invece da tanti anni, per quanto riguarda voi da 100 mi pare, e più anni operano nel campo dello sport, nel campo dell'attività sociale che lo sport ha. Questo lo dico perché coinvolgere le società sportive insieme all'amministrazione comunale in una progettazione più ampia di quali possono essere le ricadute della pratica sportiva nella società è uno dei temi che molto spesso non viene collegato ad altre questioni e invece andrebbe collegato. Faccio un esempio che ho fatto anche in chiacchierate informali con alcuni di voi. Oggi abbiamo dei costi altissimi per i cittadini, tutti, per la società, dati dalla sanità pubblica. Alcuni di questi costi sono dati da alcune patologie per la poca, se non l'assenza totale di attività motoria. Altre patologie sono relative all'obesità, al fatto, a meno che non si tratti di altri problemi, dovute alla poca o alla assente attività motoria.
avviare una pratica di coinvolgimento delle scuole. Ogni ragazzo poi, ogni giovane potrà scegliere quale tipo di sport, non è che tutti debbano fare nuoto, tutti debbano praticare il calcio ovviamente, ma coinvolgere i giovani con una attività sportiva è uno degli elementi che potrà produrre un costo iniziale in termini di progettazione, di programma, che vede il coinvolgimento appunto del comune e delle scuole e delle società sportive, ma a lungo termine, più in generale, potrà risultare un minor costo per l'intera società, proprio perché la cultura della pratica sportiva può negli anni determinare minori costi per la sanità pubblica, solo per fare un esempio. L'altro esempio è che così come anche voi indicate persino nel vostro statuto, nella vostra mission, nei vostri obiettivi, è quello di attirare giovani, per strappare i giovani dalla solitudine o dalle devianze legate al rischio in giovane età, nell'adolescenza, cioè in realtà difficili delle periferie, giovani che non trovano nelle famiglie o nel quartiere, nei gruppi di frequentazione un cuscinetto tale da poter essere garanzia e sicurezza anche di vita nella società, mentre il coinvolgimento di giovani nella pratica sportiva anche in alcune realtà difficili e periferiche della città di Cagliari può determinare la possibilità a lungo termine di strappare questi giovani da alcune delle problematiche giovanili, proprio perché inseriti in un contesto diverso, inseriti in un contesto che non è solo quello della scuola, ma è anche quello della pratica sportiva, di una squadra, a maggior ragione se si pratica un'attività di squadra, che attiva il tutto un controllo sul giovane e qualche volta anche un elemento di correzione. Tutto questo determina un miglioramento della società a lungo termine. L'altro aspetto è quello di come il Comune di Cagliari può venire incontro ad alcune realtà. Faccio un esempio che non c'entra nulla con la pratica sportiva. Una delle premialità maggiori che il Comune ha ottenuto negli ultimi anni su un bando POR europeo è sulla Mediateca del Mediterraneo, perché ha avuto quel progetto il coinvolgimento di una storica società che è la Cineteca Sarda, società umanitaria, e l'Europa ha premiato quella partecipazione proprio per l'esistenza di un partner che aveva delle garanzie, che faceva riferimento anche a realtà nazionali come la società umanitaria, che esiste anch'essa da diverse decine d'anni. Il fatto che anche il Comune metta a disposizione le sue strutture per venire incontro a esigenze anche di casse, di progetti delle società sportive per accedere a bandi comunitari insieme alle società come la vostra, sapendo che società che hanno 100 anni di attività sono una garanzia e danno al Comune magari col coinvolgimento dell'università, della facoltà di scienze motorie, quindi più partner pubblici e privati, quella partecipazione di quel soggetto privato come la Rarinantes ad esempio può dare a una partecipazione del Comune attraverso un bando POR, la partecipazione di quel soggetto, una maggiore premialità e l'ottenimento delle risorse comunitarie, cioè l'attivazione dell'ottenimento di risorse europee, della progettazione con il coinvolgimento delle scuole e dell'università, che mi pare non sia coinvolta nel rapporto e nella possibilità di incentivi per i giovani nella frequentazione delle piscine. Essendo 40.000 gli studenti universitari, tra quelli in sede e quelli fuori sede, probabilmente non sarà sufficiente neanche la Rarinantes per contenere una possibile utenza da parte degli studenti universitari. Il tutto comporta un po' di risorse per le società, un coinvolgimento di giovani e sicuramente una cultura dello sport che nel corso del tempo potrebbe crescere. L'altro esempio, l'altro aspetto più calato nello specifico delle vostre problematiche è quello del rapporto tra
Comune di Cagliari nelle ultime vicende relative alla concessione, relative alla possibile ulteriore concessione da attivare tra la Rarinantes Cagliari e il Comune che oggi è proprietario delle aree dove sorge la Rarinantes, e la garanzia a voi tutti e alla società di poter programmare a lungo termine avendo una concessione pluriennale, perché va da sé che così come i chioschetti del Poetto chiedono una concessione di più anni per poter investire risorse, poter riqualificare l'esistente e poter continuare a lavorare al Poetto, mi pare normale che dovendo investire voi risorse nella riqualificazione dell'esistente, come voi dite, anche abbattendo i costi energetici della piscina che sono molto alti, quindi con introduzione di sistemi di risparmio energetico, di tecnologie innovative che comportano comunque costi, investimenti tali che il pubblico potrebbe farsi garante e allo stesso tempo dar la garanzia di una concessione di più anni, perché quel costo di investimento che poi comunque rimane in capo al comune in quanto lo spazio è comunale, consente di essere ammortizzato e consente a voi di poter fare una programmazione a più lungo termine. Lo dico perché è stato fatto l'altro giorno per il tennis club, in una delibera invertendo l'ordine dei lavori del Consiglio Comunale. Io sono, oltre che consigliere regionale, sono ancora per un mese consigliere comunale. È stata all'improvviso votata una delibera con inversione dell'ordine dei lavori, mettendo in discussione questa delibera per concedere al tennis club di poter realizzare strutture al coperto per 3 campi, mi pare. Niente di strano, però se ci sono tante richieste da parte di tante società che riguardano lo stesso aspetto, cioè di garanzia, di concessione, rinnovo di concessione, possibilità di investire sulle proprie strutture per migliorarle, mi pare che ci debba essere un ragionamento d'insieme sul dare a tutti le stesse possibilità. Lo dico perché c'è una polemica di questi anni sul fatto che il Cagliari Calcio possa abbandonare la città di Cagliari. Non vedo perché non ci si debba porre il problema da amministratore pubblico di una società come la Rarinantes, che è anch'essa parte integrante della città e qualifica la città per i campionati, per quando vince come oggi, per fortuna, se no avrei portato sfortuna io, mi avreste accusato di questo, ho tifato molto proprio per questo motivo, ma al di là di questo, cioè, è un valore in più per la città, è un elemento di pregio e persino di vanto avere società che operano da tanti anni. Ecco, se il problema ce lo si pone per il Cagliari Calcio, non vedo perché non possa essere posto per le attività cosiddette sportive mirori o le società come la Rarinantes che operano da 100 anni e più. Sugli altri aspetti vado proprio per flash. Il fronte mare è una prospettiva, una possibilità, un'idea di sviluppo della città che si riappropria del mare. Voi siete sicuramente inseriti in un contesto che in prospettiva su questi progetti è di valore e di pregio proprio per le aree. Allora non vorrei che dietro ci fosse un tentativo comunque di un occhio puntato su una zona di proprietà del comune molto importante in vista del futuro sviluppo della passeggiata sul lungomare, che invece, ospitando un'attività sportiva come quella del nuoto e della pallanuoto, valorizza il fatto che il collegamento sia col mare, non mi pare che lo mortifichi. L'altro aspetto è che sui costi, sulla vicenda vostra legata ad Abbanoa, il potere del sindaco di una pubblica amministrazione è sicuramente quella di alzare anche il telefono e parlare col presidente Abbanoa e venire alla risoluzione di un problema o alla rateizzazione dei costi, perché viene valutato come interesse superiore dell'amministrazione pubblica che una società non venga messa in difficoltà per
per il pagamento delle bollette e possa essere invece messa nelle condizioni di pagare e anche di avere un canone agevolato, vista l'attività che si svolge all'interno della Rarinantes. Io credo che questi in generale siano principi di buona pratica amministrativa nel dialogo con la città.